Oggi sono nel cuore del fiume Astico e voglio esserci perché da problemi complessi non si può affatto agire con soluzioni semplificate o soluzioni che magari sono più comode alla politica, perché magari danno vantaggi non tanto ai cittadini e al territorio, ma magari a qualche realtà più vicina ad alcuni partiti politici. Siamo qui perché il progetto del bacino dell'Astico a Sandrigo e a Breganze è un progetto che impatterà e potrà impattare da un punto di vista della sicurezza delle acque di falda, ma anche della sicurezza dei cittadini, della sicurezza anche della distribuzione acquedottistica delle acque che vengono consumate nelle nostre case. La cittadinanza si è mobilitata e perché voi siete qua adesso a raccontarmi di questa storia, di questo bacino, perché vi siete attivati in questi mesi a supporto delle contrarietà invece al bacino? Beh, allora noi come gruppo ci chiamiamo Laboratorio Astico Tesina, ci si è imbattuti quasi subito in questa vicenda gigantesca, in realtà, rispetto alla quale poi in questi mesi di attenzione e di approfondimento l'approccio che abbiamo scoperto, insomma la modalità alternativa a quella che la Regione Veneto porta avanti, come dimostra il caso di Breganze e di Sandrigo, cioè quella di mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico il territorio attraverso grandi opere ingegneristiche, cioè a spirito proprio puramente ingegneristico, che prevedono cemento e non tengono conto di tutta un'altra serie di aspetti. Sindaco, come comune vi siete ritrovati tra le mani questo progetto e vi siete subito attivati per proteggere la vostra terra. Sì, un problema che nasce non sicuramente 5 mesi fa, a dicembre, quando abbiamo saputo che era ripartita tutta la fase esecutiva della progettazione. Il problema nasce 5 anni fa, quando in fase ancora di progettazione preliminare ci siamo impegnati, non solo il Comune di Sandrigo, Breganze, Montecchio e Precalcino, con dei tecnici per spiegare perché questa che viene definito bacino non è un bacino, è una bestemmia idraulica. E da un punto di vista invece chimico, lei si occupa prevalentemente di questo aspetto. Quali rischi ci sono nel fare un bacino in una zona dove appunto il contatto con la falda è molto molto vicino e ci sono magari delle possibili conseguenze da un punto di vista di qualità delle acque, ma anche appunto di proprio reale capacità di assorbire l'acqua verso la falda e quindi fare la propria funzione? Questi sono due aspetti importanti. Il primo è che una falda fiorante, come è già presente qui, è come avere una ferita aperta, quindi la possibilità di infezione, di contaminazione è elevata. Poi l'acqua che arriva da monte durante una piena e che va dentro trasporta con sé materiali solidi, dai tronchi ai rami, alle maglie, sacchetti di plastica, viene dentro di tutto, ma anche materiali fini. Allora i primi possono essere motivo di contaminazione dell'acqua già presente nella cava, che è profonda. Il livello della falda all'interno della cava supera i 20 metri già adesso, no? E quindi possono penetrare delle sostanze contaminanti e entrare direttamente nella falda. Il secondo problema è che entrando materiali fini, questi col tempo creano una impermeabilizzazione del fondo e riducono la possibilità dell'acqua di andare a ricaricare la falda sottostante. E quindi il beneficio, ripeto, per me è trascurabile. Ecco, grazie mille. I rischi che sono stati rilevati sono: uno, nel primo periodo, quando l'acqua così alta, sopra il livello di campagna di circa 6-7 metri, potrebbe andare ad influire nei scantinati e seminterrati delle abitazioni e delle industrie vicine. L'altro è la presenza di una discarica già dismessa 30 anni fa, che viene prevista semplicemente di essere tombata, ma questa discarica qua, seppur tombata, sarà allagata dall'acqua durante il periodo di piena. Ed è per questo che almeno si chiede, appunto, se la politica sceglierà di continuare in questo progetto, di bonificare, perché non è possibile mettere a rischio ulteriormente quella che è una falda che è molto molto delicata, soprattutto perché questa, come dicevi te, è una falda affiorante, di conseguenza anche la possibilità reale di disperdere quelle 2/3 di acqua che rimarrà all'interno del bacino è sicuramente molto molto difficile.
l'approccio che abbiamo scoperto e che ci sentiamo anche di portare avanti, di proporre, è quello di immaginare invece una trasformazione più integrale del modo in cui si gestisce il territorio, prevedere tanti interventi che responsabilizzino ogni amministrazione comunale, ogni comunità, proprio nel senso di trattenere l'acqua. Perché vengono abbattute molte piante e non certo sostituite, e invece resta di fatto un bacino di laminazione con costo manutentivo preventivato di 50.000 euro all'anno, quando invece potrebbe tornare utile riutilizzare quest'area qua per scopi ricreativi o naturalistici, e potrebbero anche magari abbassare i costi di manutenzione, per esempio. Sì, e anche dare un vantaggio in termini di biodiversità.